Sì, abbiamo una gara importante domani sera, dobbiamo lasciarci alle spalle la gara di domenica. È chiaro che ci sono stati pochi giorni per recuperare, però sapevamo di questo turno infrasettimanale, quindi è giusto tornare in campo domani e mettercela tutta, insomma. Troppe critiche o no? Come le ha prese a freddo? Ma è normale che quando perdi ci siano critiche, normale, ci può stare, dobbiamo accettarle, quando accettiamo i complimenti, però dobbiamo comunque andare avanti, testa alta, non mollare, continuare a lavorare per ottenere il massimo. Squadra come sta? La squadra, diciamo che abbiamo recuperato Neto al 100%, nel senso che i medici mi hanno dato l'ok che è guarito, quindi abbiamo la squadra al completo tranne Berardocco che è squalificato. La scelta aspetta l'ultima, che è quella di Neto, insomma, vedrà proprio domani. Sì, abbiamo ancora più di una giornata, è chiaro che devo fare varie valutazioni. Neto sicuramente è un giocatore importante che ci può dare tanto, però è 2 settimane che non ha ritmo partita e 90 minuti diventa difficile farglieli fare, tra virgolette. Ha un'ottima intensità, poi ripeto i medici mi hanno dato l'ok, quindi potrebbe giocare 90 minuti, dipende poi dall'intensità, da come si mette la gara, quindi può essere che entri a partita in corso come dall'inizio, non ho ancora deciso. Non le chiedo del Parma chi teme di più, perché basta dal portiere all'attaccante, è solo l'imbarazzo della scelta. Il Parma è una squadra forte, lo sapevamo da tanto, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, è una squadra che a gennaio ha fatto dei rinforzi direi molto importanti da altre categorie, e quindi è una squadra tosta, però è un punto in più di noi e noi dobbiamo affrontare la gara a testa alta con le nostre caratteristiche, sapendo che avremo delle difficoltà, però potremo creargliene sicuramente anche noi. Dal punto di vista dell'atteggiamento è una partita che bisogna avere pazienza, anche questa, una partita invece bisogna partire forte. Quale sarà l'ordine di scuderia? Ma non è un discorso di partire forte o aspettare l'avversario, la gara è fatta di 90 minuti, ci sono situazioni in cui magari puoi avere un po' di predominio, in altre in cui devi magari arretrare. Questo fa parte un po' di tutte e due le situazioni che si possono creare durante una gara, sia quando hai palla che non ce l'hai, quindi noi abbiamo sempre cercato di mantenere un atteggiamento propositivo, nel senso di, secondo le circostanze, di magari andare a pressare alti e in altri invece volontariamente magari di abbassarci per poi ripartire, quindi credo che la maturità di una squadra sia non puoi pensare di fare 90 minuti sempre allo stesso modo, nessuno li fa. Ecco, si aspetta tra virgolette una maturità anche da parte della gente, nel senso una mano anche domani sera? Allora, sotto questo aspetto io ringrazio il pubblico, insomma, perché fino adesso ci hanno sempre sostenuto, poi gli ultras anche domenica, insomma, ci sono stati molto vicini e poi c'è sempre qualcuno che è normale che critichi, però fa parte anche questo non c'è problema, insomma, ci mancherebbe, ognuno è libero di dire, di pensare un po' quello che vuole, noi rispettiamo tutti comunque. Avendo giocato domenica siete riusciti a recuperare a livello di energia il possibile? L'idea è quella di è normale che anche il Parma stesso, un turno infrasettimanale dopo 3 giorni, in questo momento è normale che magari non puoi avere brillantezza in tutti i 90 minuti, quindi il recupero sicuramente è importante, però tante volte conta anche quello che riesci, le motivazioni e la testa che riesci magari tante volte a farti andare oltre la soglia della fatica, quindi questo è quello che mi aspetto dalla squadra. Fate qualcosina domani mattina oppure con oggi finisce, oppure fate proprio, non so, una specie di risveglio proprio per fare... No, speriamo che si sveglino domani sera, il risveglio. No, sto scherzando, il risveglio muscolare non è... Visto che si gioca la sera era per... No, il risveglio muscolare non era una battuta quella di prima, certo. Il risveglio muscolare non mi è mai piaciuto da giocatore, non credo che
porti dei grossi benefici. Questo è un po' il mio pensiero, ma anche il pensiero del professore, del resto dello staff, quindi non lo facciamo. Senti, all'andata comunque avete già dimostrato una grandissima partita, avete dimostrato di poterli mettere chiaramente in grandi difficoltà. È vero che il Parma magari è cambiato da allora, però insomma ti aspetti una partita su quella falsariga lì, cioè come impostazione, oppure che è cambiato tutto? Il Parma è cambiato tanto rispetto a quella gara, è cambiato in tanti componenti, dal terzino sinistro, dal difensore centrale, dai 3 centrocampisti, è cambiato dal terzino destro. È una squadra che a gennaio ha cambiato, se non vado errato, col portiere altri 6-7 giocatori, quindi è normale che sia un avversario un po' diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato l'andata, che aveva comunque degli ottimi valori, perché magari qualche giocatore tipo, non so, adesso mi viene in mente Vacu, Canini, che erano in una rosa importante, sono andati via, quindi sono usciti loro e sono entrati degli altri, però non è lo stesso schieramento che abbiamo affrontato l'andata.